per quello che ci riguarda ci sentiamo solamente di condannare questo tipo di atteggiamento e vogliamo solo guardare avanti. Il nome degli industriali veneti infangato dalla cricca dei rifiuti. Il caso Gavioli arriva come un macigno in un periodo in cui l'imprenditoria cerca a fatica di trovare una via per uscire dalla crisi. Un danno d'immagine che fa il giro del paese perché di ora in ora l'inchiesta di Napoli sta svelando un sistema ben preciso gestito dall'entourage di Enel Ambiente. Affari d'oro dall'emergenza rifiuti, quell'emergenza che proprio dal Veneto era vista come esempio di incapacità, ma che da imprenditori veneti era alimentata per far soldi. Il numero uno degli industriali non nasconde la sua amarezza. Non fa piacere, d'altro canto purtroppo dobbiamo accettare anche che eventi negativi succedono anche dalle nostre parti. Credo che l'elemento di fondo peraltro sia, come dire, una forte sensibilità di tutta la comunità e anche degli imprenditori che vogliono assolutamente prendere distanze da questo tipo di comportamento. Gavioli, interrogato ieri per 7 ore, ha respinto ogni accusa, ma dalle indagini emergono intercettazioni molto compromettenti. Comportamenti non tollerabili nel codice etico di Confindustria. Un codice che non consente sicuramente di mantenere all'interno dell'associazione società, imprese, persone, imprenditori che abbiano infranto delle regole, così come appare in questa circostanza. E il presidente degli industriali preferisce archiviare il caso, guardando l'esempio dell'imprenditoria sana del nord-est. A quel 99,999% che si comporta bene ogni giorno e che oggi con molti sacrifici concorre a mantenere forte l'impegno dell'imprenditoria soprattutto in questo territorio.